Oggi è stato rinnovato l'ufficio di presidenza della prima commissione, che ricordo è una commissione molto importante, bilancio e affari istituzionali. In questi 2 anni e mezzo abbiamo portato a termine molti progetti con 111 sedute e i progetti più importanti sono il bilancio ovviamente, che ogni fine anno ha bisogno di essere condiviso con tutte le altre commissioni e soprattutto con tutti i consiglieri, e anche con la discussione con i soggetti che rappresentano la cosiddetta società civile, quindi associazioni di categoria e quant'altro. Abbiamo portato a casa importanti progetti di legge come quello che ha istituito il referendum che il 22 ottobre è stato celebrato sull'autonomia del Veneto, tutta la fase di preparazione e soprattutto la legge che successivamente il Consiglio regionale ha approvato come proposta di legge per il trasferimento delle 23 competenze alla Regione. Nei prossimi 2 anni e mezzo cosa ci aspetta? Ci aspetta sicuramente un impegno importante. Dobbiamo chiudere una partita che riguarda il voto di fiducia, dobbiamo rivedere i rapporti che la Regione ha con le società partecipate, dobbiamo vedere anche come la prima commissione può incidere sui costi della macchina pubblica. Quindi un impegno molto importante, la prima commissione è partecipata da tutti i capigruppo, quindi una commissione che si occupa degli argomenti più importanti che la Regione poi discute nel Consiglio regionale. Mi auguro che siano proficui come sono stati i 2 anni e mezzo precedenti. Innanzitutto volevo ringraziare per la fiducia accordatami, la riconferma del ruolo di vicepresidente della prima commissione, ruolo che ho iniziato circa 1 anno fa, dopo che il consigliere Fracasso è diventato capogruppo del PD Veneto. Sicuramente ci aspettano dei passaggi molto importanti, abbiamo appena terminato la maratona della finanziaria del bilancio, quindi dall'aspetto programmatorio, dall'aspetto del bilancio si passa ora ad affrontare numerosi temi che hanno a che fare con la ripresa e lo sviluppo della nostra regione. E in prima commissione passano chiaramente gli interventi più importanti. Abbiamo anche da decisione importante che riguarda la fusione di alcuni comuni, dovremmo decidere proprio perché i risultati non sono stati omogenei. Il referendum del 17 dicembre non ha dato risultati omogenei in tutti i comuni, quindi questa è una delle prime tappe importanti che avremo di fronte dal punto di vista politico da decidere, un nodo importante da sciogliere. E poi chiaramente sia dal punto di vista dell'analisi delle controllate delle società collegate alla Regione Veneto è un importante passaggio, proprio perché l'attualizzazione di queste realtà è fondamentale per promuovere lo sviluppo, essere vicino alle imprese, essere vicino agli artigiani, essere vicino al mondo produttivo, ed è un ruolo appunto fondamentale che spetta alla prima commissione, quindi un ruolo di lungimiranza che mi auguro appunto, grazie alla collaborazione col Presidente e con il Segretario, di portare avanti nel miglior modo possibile.